Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tanta cronaca anche oggi. In questa edizione andremo in tante province della nostra regione. Partiamo da un furto clamoroso ai danni di una rievocazione storica. Leonicus è stato sottratto l'incasso dai banditi a Lonigo. Andiamo in diretta da Daniele Garbin con Simone Merlo. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio al Parco dell'Ippodromo, luogo dove si è svolta la manifestazione, questa importante rievocazione storica medievale che si è conclusa domenica, come Luca Bolla, il presidente dell'associazione storica, che è anche organizzatore dell'evento. Insomma, è un fatto clamoroso che è anticipato, perché comunque si parla di 18.000 euro, che è il bottino di una giornata. Ricordiamo, il furto è avvenuto tra il sabato e domenica, ma è soprattutto un colpo al cuore alla città, vero Luca? Si discuteva un attimo fa insieme, al di là dell'importo del denaro, e soprattutto quello che è l'affronto e sanguina ancora una ferita. Sì, allora buongiorno a tutti. Voglio premettere che sulla cifra al momento c'è riservatezza, in quanto solo gli inquirenti hanno i mastri in mano per capire gli importi. È un affronto alla comunità, esatto, e ai turisti, agli amici che hanno sostenuto questa manifestazione, con un pubblico ovviamente sempre maggiore, sempre numeroso. Ma purtroppo anche i nostri volontari sono stati messi a dura prova, ed è a loro che va il mio pensiero, deve andare il pensiero di tutta la comunità, perché prima di tutto c'è il sacrificio, c'è l'impegno per la promozione, per lo stare assieme e per promuovere le nostre origini, le nostre tradizioni, che non è sicuramente quello di delinquere. Allora torniamo un attimo un passo indietro e descriviamo che comunque non è stato un fatto casuale, era assolutamente programmato. Ci facciamo raccontare come è avvenuto, perché è successo poco lontano da qui, vero? Com'è stato? Sì, allora il furto o rapina, perché poi anche lì ci sono i presupposti per una rapina aggravata, è avvenuta qui a pochi decine di metri al di fuori del Parco Ippodromo, nel tragitto che separava il Parco Ippodromo dall'istituto bancario, e una semplice manovra per scaricare un paio di volontari che erano assieme a un'altra persona, e lì una serie di incroci di macchine, perché ci stavano probabilmente osservando, e quindi ripeto, poi io fisicamente non ero lì, ho solo visto poi la disperazione che ne è conseguita, ma un fatto così è difficile anche. Fra l'altro avevamo i carabinieri qui, c'erano le forze dell'ordine, c'era la vigilanza notturna che stava montando il servizio, quindi voglio dire l'hanno gestita in una situazione in cui noi ci sentivamo anche al sicuro. E ad oggi devo dire che la situazione invece non era per niente in sicurezza. E c'è anche una questione, appunto, indagini in corso, stiamo dicendo, anche sulla possibilità di vedere l'immagine in telecamere, far avviare. Sicuramente ci saranno anche indagini di cui non sappiamo, però insomma l'accesso alle immagini e soprattutto quello che è lo sviluppo, anche per essere un deterrente, vi lascia un po' perplessi, possiamo dire così. La manifestazione godeva di importanti patrocini, ricordo il Ministero della Cultura, della Regione e del Comune, per cui erano state informate sia la Prefettura che la Questura, e siamo al corrente che girava anche la Digos, per cui sicuramente le indagini oggi si stanno aprendo a tutto campo. Abbiamo dato delle indicazioni, perché ci sono dei testimoni esterni all'associazione che hanno visto anche i fatti, come si sono conseguiti, com'era la persona, com'era incappucciata, sappiamo il colore della pelle, quindi voglio dire ci sono tutti gli elementi per cercare di individuare queste figure, dopodiché sicuramente mi costituirò e chiederò la querela ovviamente. Ovviamente ora anche inseriamo questo evento in quello che sembra essere un'operazione seriale. Ricordiamo nel 2023 la sagra di Sandrigo, quella del baccalà, ma anche a Gugliaro. Ecco, questo tipo di attenzione è proprio una modalità, e anche desta soprattutto manifestazioni che crescono e poi si consolidano nel territorio. Noi abbiamo cercato di mettere in sicurezza prima di tutto le ragazze e i ragazzi che lavorano alle casse, e fin qui tutto è andato bene. I protocolli di autodifesa e di controllo ci sono, però mi risulta anche da molti amici, di testimonianze che mi stanno arrivando in queste ore, di solidarietà nei confronti della nostra associazione, sono numerose. Devo segnalare che purtroppo oramai molti non denunciano più queste cose, perché un po' perché non ci si crede più nelle forze dell'ordine, un po' perché oramai c'è anche paura di denunciare, perché poi ci sono anche le ritorsioni, ovviamente ci sono anche delle situazioni che io, che sono il rappresentante legale, qualche paura ce l'ho, lo devo ammettere. Allora grazie direttore, il momento se hai qualche domanda, visto abbiamo l'ospite qui vicino, ecco, direi che da Lonigo è tutto, ringraziamo Luca Bolla. Vi ringrazio voi, ringrazio i vostri ascoltatori e speriamo di vederci in altre situazioni. Ecco,
Restituisco la linea allo studio, direttore. Grazie Daniele Garbine e Simone Merlo, e adesso andiamo sempre in diretta a Carmignano di Brenta perché un automobilista pirata ha travolto un ciclista 77enne, è scappato, ovviamente è caccia all'uomo. Andiamo in diretta da Nancy Galdi con Alessandro Costacurta per la parte tecnica. A te Nancy. Non da Nancy, vai. Sì, buongiorno direttore, da Carmignano di Brenta con Alessandro Costacurta alla parte tecnica. È qui in via del Popolo all'altezza del monumento ai caduti che ieri pomeriggio intorno alle 18:15 si è verificato l'ennesimo grave incidente stradale. Un'auto ha travolto in pieno un ciclista per poi fuggire senza fermarsi a prestare soccorso. In sella alla bicicletta c'era un uomo di 77 anni conosciuto in paese. Secondo le prime ricostruzioni l'anziano stava procedendo dal centro di Carmignano di Brenta e avrebbe segnalato con il braccio l'intenzione di svoltare a sinistra. Proprio in quel momento l'auto l'ha raggiunto e l'ha centrato in pieno, scaraventandolo sull'asfalto. Appunto sull'asfalto sono rimaste tracce evidenti di sangue a conferma della gravità delle ferite riportate dall'anziano. Condizioni gravissime, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Padova. Sul posto diversi automobilisti, passanti hanno assistito la scena. L'auto ha proseguito la sua corsa verso Viale Europa. Secondo le prime ricostruzioni dovrebbe trattarsi di una Fiat Punto bianca, alla guida una donna. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri e la polizia locale. Ora le prese con le indagini stanno raccogliendo tutte le testimonianze e visionando le videocamere di sorveglianza presenti nella zona proprio per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e risalire al pirata. Un episodio che ovviamente riaccende anche il tema della sicurezza stradale. Per ora queste sono le informazioni che abbiamo sull'incidente di ieri pomeriggio, poi se ci saranno novità chiaramente le racconteremo nel nostro TG serale. Direttore, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Nancy Galdi e Alessandro Costacurta da Carmignano di Brenta. Vediamo un titolo della stampa locale, una notizia che è appena stata pubblicata a Villanova del Ghebbo. Siamo nel Polesine, cadavere trovato nell'Adigetto, l'allarme è stato lanciato dagli operatori che pulivano il canale. E adesso la violenza sempre più diffusa, squilibrati che colpiscono persone inermi. Ieri abbiamo parlato di 2 coniugi che erano stati picchiati davanti alla loro abitazione. Oggi a Marghera un automobilista è stato assaltato da un uomo che ha tentato di scardinare i finestrini con un coltello. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te Anna Maria. Eccoci, buongiorno direttore. Il fatto è accaduto esattamente qui a 2 passi da noi, in via Volta, proprio vicino al centro sociale Rivolta, a 2 passi da via Fratelli Bandiera, come vediamo dalle immagini di Sandro Ponchio. Ieri sera l'automobilista si era fermato per denunciare come un uomo nei pressi appunto di via Volta, vicino al civico 38, dove si trova quello che un tempo era il rifugio per i gatti, stava dando da mangiare ai topi. Segnalazione quindi che ha fatto agli uomini della polizia locale, ma nel mentre ed era chiuso nell'abitacolo della sua auto, nel mentre è stato raggiunto dallo stesso uomo che, in evidente stato di alterazione psichica, brandendo un coltello lo ha minacciato di morte. L'automobilista è qui, Luca di Marghera, e accanto a lui la macchina dentro la quale si è dovuto giocoforza chiudere dentro per evitare di essere colpito dalle lame del coltello di questo uomo. Luca, che cosa è successo brevemente ieri sera? Si transitavo per questa via
mi sono accorto che c'era questa persona. A distanza mi sono fermato, ho cercato di segnalare alla polizia locale perché avevo già fatto delle segnalazioni apposta per questo problema dei gatti. E è venuto di corsa col coltello, mandandomi tutte le maledite e minacciandomi di morte. Vieni fuori che ti sgozzo, vieni fuori che ti copo, che ti ammazzo. E col coltello trac davanti. Per fortuna avevo fermo tutto, avevo chiuso. Lui tentava con colpi anche del coltello a colpire l'auto sulle finestre, voleva sradicare la porta, sia prima quella del conducente che dopo quella del passeggero, colpendolo. Dopo per fortuna ho avuto un attimo e sono scappato e è arrivata la polizia locale, in cui dopo ho detto com'è. È in mano, ecco, e quindi è scappato nonostante l'arrivo tempestivo degli uomini della polizia locale. Lei in mano alla denuncia che ha sporto oggi. Ecco, l'ennesimo episodio. È andata bene, Luca. Naturalmente adesso indagheranno anche gli agenti della municipale e guarderanno anche se ci sono delle telecamere presenti, se riusciranno a individuare l'aggressore, che sembra essere un italiano del posto con comunque problemi di natura psichica. E sempre ieri pomeriggio, come dicevi tu, a Marghera tra le 14 e le 14:30 un'altra gravissima e violenta aggressione ai danni di una coppia di coniugi. Il servizio e poi nuovamente in linea a te, direttore. Grazie Luca. Marito e moglie di Marghera insultati, aggrediti e presi a pugni sotto casa per un parcheggio via Fratelli Bandiera. L'ora della follia è tra le 14 e le 14:30. Sole alto, pieno giorno. Michele, 62 anni, e sua moglie di 60 anni stanno rientrando a casa in auto. Davanti al loro cancello c'è un ragazzo di origine nordafricana. Avrà tra i 20 e i 25 anni, cuffiette nelle orecchie, distratto. Un invito legittimo: attento a dove cammini, dobbiamo entrare. Una frase normale ma che scatena l'inferno. Lui mi ha sferato un pugno di sinistro, tra l'altro, adesso questo me lo ricordo, e mi ha colpito dietro l'orecchio e mi sono volati via gli occhiali da sole. A quel punto mia moglie lo ha afferrato, abbracciato per trattenerlo, come per dirgli no, non devi fare così, non fare così, non fare così. E ho sentito come un urlo e lui si è girato, vincolato, ha colpito, ha dato un pugno sullo zigomo sinistro, cioè in bocca a mia moglie. A quel punto è finita per terra e ha preso un colpo, io me la sono vista come morta per terra perché era con gli occhi sbarrati, non parlava più, era sanguinante per terra dietro l'occipitale della testa. Dopo ci siamo accorti che perdeva sangue dietro quando abbiamo provato a tirarla anche un po' su. Lei non si ricordava nulla perché ha perso i sensi, è svenuta. La denuncia di Michele arriva mentre si trova al pronto soccorso di Mestre con la moglie ricoverata con un codice arancio dopo aver subito un violento trauma cranico per il quale non ricorda quasi nulla di quei terribili momenti. Non si ricordava dell'aggressione né nulla, adesso comincia un po' alla volta da quello che mi ha raccontato a ricordarsi. Adesso io farò tutte le denunce, io ci metterò la faccia, ma questo signore qua, questo ragazzo, questo non è un signore, questo è uno schifoso. Si deve mettere la faccia e deve venire a chiedere scusa se hai coraggio, perché non si aggredisce nel nostro paese una donna così, inerme, non fa niente. Cosa vuoi fare il pugile? Lo vai a fare a casa tua il pugile? Se aveva il coraggio se la prendeva ancora con me. Ho provato a salire in macchina per rincorrerlo, ma non ho visto dove è andato. La cosa non deve finire qua, insomma, questo deve essere preso, quel disgraziato qua. Deve essere preso perché non se ne può più di vivere così. Ogni giorno un'aggressione, una cosa, non gli puoi dire nulla, devi stare attento tu a casa tua. Cosa gli dici a queste persone qua? No. Questa non è più l'Italia che doveva essere. Grazie Anna Maria Parisi, a Sandro Ponchi, oggi in regia Edoardo Paris, Francesca Pezzo e Cristian Cardin. Andiamo avanti, adesso ci colleghiamo con Marta Zatta e Federico Cibotto, il nostro operatore, perché sono 12 i feriti del reparto mobile della Polizia di Stato padovana, feriti negli scontri di Bologna che sono seguiti alla morte del marocchino Fakir. In diretta Marta Zatta, a te Marta.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Esatto, tutto è nato dalla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna domenica pomeriggio. Tutto è partito quando i residenti del quartiere Pilastro hanno chiamato le forze di polizia per dire che c'era un uomo che stava dando in escandescenza proprio nel cortile del quartiere. Allora le forze di polizia sono intervenute e quando l'uomo ha opposto resistenza prima hanno spruzzato lo spray a peperoncino e poi l'hanno immobilizzato, l'hanno bloccato a terra legandogli con le fascette piedi, le caviglie e le mani. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del SUEM, purtroppo però l'uomo, almeno dalle prime informazioni, sarebbe morto per un arresto cardiaco. Da qui si è di fatto scatenato un vero e proprio caos politico, anche politico, oltre all'indignazione per la morte di un uomo di appena 42 anni. Ecco perché appunto ieri sera il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha indetto una manifestazione per chiedere giustizia per il 42enne. La manifestazione all'inizio era appunto nata come una manifestazione pacifica, però in poco tempo si è veramente scatenato il caos. I manifestanti, che erano in migliaia, si sono scagliati contro gli agenti di polizia con sassi, bombe carta. Appunto ne è nata veramente una gravissima anche colluttazione con gli agenti, che a loro volta hanno risposto lanciando lacrimogeni e sono intervenuti anche con gli idranti. Lo diceva lei direttore, appunto sono rimasti feriti 14 agenti anche della polizia della squadra mobile di Padova, e sul caso è intervenuto anche il segretario regionale del sindacato autonomo di polizia, Maurizio Ferrara, e sentiamo cosa ci ha detto e poi la linea può tornare allo studio. A Bologna sono evidenti le responsabilità delle istituzioni. I poliziotti non possono essere strumenti delle opposizioni. Scellerata la scelta di autorizzare ed indire una manifestazione contro i poliziotti, in attesa che i fatti vengano accertati. In occasioni come queste tutti dovrebbero tacere per consentire una serena disamina dei fatti accaduti. Ho sentito telefonicamente i colleghi presenti a Bologna ieri. I tafferugli violentissimi si sono protratti dalla sera fino alle 4 del mattino e il bilancio per la città è stato devastante. Oggi non consiglierei certo a mio figlio di intraprendere una carriera come questa. Troppo violente sono le piazze e troppo è la cattiveria che viene manifestata nei confronti delle forze dell'ordine. E c'è lo scontro tra maggioranza e opposizione sulla legittima difesa e anche sulla grazia che in buona parte del centrodestra si vuole concedere a Mario Roggero, il gioielliere che aveva ucciso 2 banditi e ne aveva ferito un terzo. Quindi uno scontro su questo, e Fratelli d'Italia che si schiera per la difesa sempre legittima, e per le attività commerciali viene proposto il bonus sicurezza. Carlo Alberto Inghilleri. La difesa è sempre legittima. Ogni cittadino ha il diritto di tutelare la propria vita, la propria attività e la propria famiglia. La difesa è sempre legittima. Pensieri e parole di Fratelli d'Italia per voce del presidente cittadino di Vicenza Alessandro Benigno, che interviene sul dibattito accesissimo dopo la condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero per l'omicidio di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Il nuovo decreto sicurezza del governo Meloni inserisce un principio di buonsenso. Chi delinque non sarà più risarcito, chi subisce violenza e rapina non dovrà più pagare per chi lo ha aggredito. Intanto Fratelli d'Italia porta in Consiglio Comunale a Vicenza una mozione dedicata alla sicurezza urbana e al sostegno delle attività commerciali. Come Fratelli d'Italia porteremo in Consiglio Comunale una mozione per l'istituzione del bonus sicurezza. Chiediamo al Comune di prevedere delle risorse da stanziare a fondo perduto affinché negozianti, commercianti possano attingervi per l'installazione di videosorveglianza e di strumenti di deterrenza. Non solo, nel nostro provvedimento proponiamo anche
incentivi fiscali affinché negozianti e commercianti possano avvalersi di vigilanza privata. Siamo certi che un provvedimento di tal portata possa anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e non solo dei clienti di questi esercizi pubblici. È un'iniziativa di buon senso, è un'iniziativa che unisce, se consideriamo il fatto che il bonus sicurezza l'ha proposto in prima battuta il comune di Bergamo, amministrato dal centrosinistra. Perché la sicurezza non prevede steccati ideologici, la sicurezza non è né di destra né di sinistra, è un diritto di tutti i cittadini e va garantita con tutti gli strumenti che la pubblica amministrazione può mettere a disposizione, in primis il comune. Andiamo in diretta adesso a Treviso da Christian Arboit, per la parte tecnica da Nicoletta Rizzetto, perché ci sono stati scontri violenti tra centri sociali e polizia davanti al Parc dal Negro. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Esattamente qui all'esterno del Parc dal Negro, siamo in via Venier, a ridosso del salotto buono della città. Qui ci sono stati gli scontri a cui facevi riferimento ieri sera alle 19:30 tra manifestanti dei centri sociali e operatori della polizia. Tensione e scontri, sono partiti anche i manganelli a un certo punto, e questo dopo ore appunto molto tese, concitate, e ore anche di trattative. Cos'è successo in estrema sintesi? Alle 19:30 ieri sera era stata convocata una mobilitazione, un sit-in, un presidio autorizzato della formazione Prima i Trevigiani, che è vicina ai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, per porre il tema della sicurezza qui al Parc dal Negro, che come sapete è spesso al centro delle cronache. Fatto sta che a metà pomeriggio sono arrivati anche i centri sociali, è scattata una contromanifestazione, questa non autorizzata. Potete immaginare i toni sono stati subito molto elevati, poi sono diventati concitati, infine violenti, ma li ricostruiamo con le nostre immagini di ieri, perché chiaramente le nostre troupe erano presenti. Lo scopo di questa manifestazione non era solo il problema del Parc dal Negro, che viene continuamente occupato da persone che non hanno diritto, perché il problema non è solo il Parc dal Negro, ma è in tutta la città. Quello che noi chiediamo appunto è che ci sia una soluzione radicale per risolvere questo problema, che noi come unica soluzione conosciamo quella della reimmigrazione, cioè tutte le persone clandestine che vengono in Italia e non hanno nessun diritto di starci devono essere rimpatriate immediatamente. La reimmigrazione è un termine che viene utilizzato dal generale Vannacci, l'ha ripetuto più volte. Non è che magari l'idea di poter avere dei momenti di aderenza con Futuro Nazionale da parte vostra? Ribadisco questa cosa, il movimento, il comitato di riimmigrazione nei confronti
conquista viene prima del generale Vannacci. Dopo che lui abbia aderito, nel senso che voglia portare avanti questo progetto, noi ben venga. Stessa cosa vale per il nostro comitato, ovvero noi abbiamo le nostre idee, le nostre battaglie da portare avanti, se qualcuno ci dà una mano, ben venga. Noi siamo stanchi di non sentirci più sicuri a casa nostra, ci sono un sacco di persone che hanno paura di entrare dal centro nel tardo pomeriggio piuttosto che la sera e abitano proprio qui a 2 passi, proprio perché alcune sono state molestate. Ho avuto modo di parlare anche con una studentessa universitaria che fa l'università qui di fronte, anche essa è stata molestata. Noi siamo stati un anno fa, io e una mia amica, aggredite qui, aggredite. È sbucato fuori da dietro la colonna un soggetto in evidente stato di alterazione, minacciandoci con una bottiglia di birra e insultandoci pesantemente. Noi ci siamo spaventate, ovviamente era d'estate, alle ore circa, erano le 23 e per fortuna stavano arrivando altre persone, quindi poi lui si è dileguato, però qui spesso di sera e anche in inverno, in orari 6:30, perché ormai è buio, ci sono soggetti che dopo la chiusura anche del bar stanno seduti ai tavolini e quando passi, insomma... Lei non si sente sicura? No, io di solito chiamo mio marito e dico dai, vienimi incontro. Dobbiamo essere liberi di circolare, non sempre aver paura, chiamare a casa il marito, mi vieni incontro, eccetera. Questo dunque il clima che abbiamo registrato ieri sera con le nostre telecamere. Sul posto c'erano Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto che è qui con me anche oggi. Con me c'è pure Marvin Sari, che è titolare del bar che vedete alle mie spalle, il Coco Bar, che ieri è stato chiuso. Le forze dell'ordine, Marvin, ti hanno detto di chiudere il bar, voi vi siete chiusi dentro sostanzialmente. Sì. È arrivato il maresciallo dei carabinieri e ci ha incitato di portare tutto dentro e chiudere appunto il bar che era meglio. Sì. Ti sei chiuso dentro con alcuni clienti dei corsisti? Sì, esatto, che alla sera la Confcommercio fa dei corsi serali e c'è gente che viene appunto un po' prima per mangiare e bere e ci siamo chiusi dentro, sì. Da lì voi avete assistito a queste scene che possiamo definire di guerriglia urbana. Sì, guerriglia urbana, bella forte, sì. Noi eravamo là dentro e abbiamo visto i ragazzi del centro sociale contro le forze dell'ordine, perché i manifestanti di Forza Italia erano in fondo fermi, che non avanzavano, e i ragazzi invece hanno cercato di incitare alla violenza, insomma, perché... Hai avuto paura a un certo punto? Sì, io avevo una fila di bottiglie di vetro qui che sono venuto a correre a buttarle via. È arrivata anche la contarina intorno alle 5 di pomeriggio, perché i ragazzi del centro sociale sono arrivati intorno alle 3:30 e con annessa polizia è arrivata la contarina, perché dietro ovviamente al bar c'erano bottiglie di vetro e hanno ripulito tutto per paura di appunto aggressioni, insomma. Venendo ai fatti, abbiamo documentato quello che è successo ieri sera. Venendo ai fatti, è sempre più grave qui la situazione, è sempre più invivibile. Voi come operatori come la percepite? Beh sì, c'è un disagio enorme, criminalità, perché neanche 2 settimane fa avete fatto il servizio, c'è stato un pestaggio di 3 persone contro una persona, gli hanno aperto una testa con le bottiglie di vetro, è sempre più difficile entrare dentro un parcheggio e non si è sicuri. Cioè, io ho il terrore di entrare in macchina e hanno trovato pistole giocattolo, coltelli, macetti, non è più sicuro. Prima mi parlavi di una ragazza che è stata inseguita anche.
Sì, un paio di settimane fa una ragazza è stata molestata, è arrivata aveva parcheggiato in un piano superiore, lei è arrivata al piano sbagliato e appunto c'erano 4 senza dimora che l'hanno molestata, l'hanno inseguita fino all'auto. Lei si è barricata dentro, ha iniziato a suonare il clacson per farli scappare. Quindi non è più solo una questione di degrado, di rifiuti, di sporcizia, di topi, perché prima mi parlavi anche della presenza di topi, ma proprio di incolumità. Sì, anche incolumità, soprattutto di incolumità, perché per carità il disagio sanitario arriva fino a un certo punto, però quando inizia a essere pericoloso andare in giro lì è difficile. Andare avanti per un titolare di bar in queste condizioni. Sì, è dura, anche perché noi abbiamo perso anche clientele, perché gente sulla la panchina qui dietro si mettono a petto nudo in mutande, come se fossero in spiaggia, e giustamente i passanti che vedono magari ovviamente sono ubriachi dalla mattina alla sera, quindi una persona ha anche paura di affrontare appunto questa zona qua. Grazie Mario. Vanno dal lato opposto. Lato opposto, ricordiamo, c'è la Caritas. Sì, dal lato esatto, sì, c'è la Caritas. Si sta trasformando in un quadrante molto delicato. Sì. Grazie per questa tua testimonianza. Marvin Sari, titolare del Coco Bar qui in via Venier. Direttore, questo è il clima. Io ti lascio con le parole che abbiamo raccolto poco fa nella tarda mattinata prima di entrare in onda a Casugana, le parole del sindaco di Treviso Mario Conte, che è per certi versi furibondo e chiede il pugno duro contro i manifestanti, dice devono essere identificati e stavolta vanno puniti. Sono scene inedite per la città di Treviso, ma chiaramente quello che è successo ieri sera qui in via Venier continuerà a spaccare la città. Tra l'altro alle 13:30 i centri sociali si danno appuntamento davanti Casugana, quindi fra poco ritorneremo a Casugana per vedere il clima che ci sarà. Per il momento è tutto, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea e ti lascio a Mario Conte. Sono immagini che non appartengono a questa città, a questa comunità, che è una comunità dialogante, che è una comunità che sa affrontare le problematiche con modalità diverse rispetto ovviamente ai centri sociali, la solidarietà alle forze dell'ordine, costrette a sottrarre impegno e energia ad altri servizi di sicurezza urbana per garantire la sicurezza a fronte di manifestazioni totalmente ideologiche. Siamo abituati, vedo che stanno perdendo sempre più sostenitori, perché ormai sono loro da soli contro tutti, cambiano i temi ma rimangono gli stessi protagonisti, ma soprattutto con le stesse modalità che richiamano anche il fascismo, perché questi sono metodi fascisti per imporre le proprie ideologie da coloro che si definiscono antifascisti. Senta, i manifestanti del Django avevano organizzato questo contro sit-in, contro il sit-in organizzato dalla formazione Prima i Trevigiani. Quel sit-in, il sit-in di Prima i Trevigiani, era un sit-in legittimo, lo condivide? Ma insomma, ognuno è libero di manifestare le proprie idee. La differenza tra gli uni e gli altri è che prima i Trevigiani aveva chiesto l'autorizzazione per una manifestazione, i centri sociali lo fanno abusivamente, non autorizzati, e quindi è proprio il sistema che è sbagliato. E quindi io faccio un appello anche al prefetto e al questore che devono essere fatte rispettare le regole di convivenza e anche di manifestazione e di libera espressione, perché diversamente nessuno chiederà più autorizzazioni e tutti si sentiranno liberi di manifestare. Il Django continua con questi comportamenti che non sono in linea con quelle che sono le regole e le norme, e credo che sia arrivato anche il momento che paghino per questo. Quindi lei si augura che ci siano delle conseguenze, che i soggetti vengano identificati, che vengano in qualche modo puniti, sanzionati? Manifestazione non autorizzata e quindi con anche momenti di tensione con le forze dell'ordine, quindi credo che sia doveroso che ci siano delle conseguenze.
Così il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'associazione che riunisce tutti i comuni del Veneto, abbiamo parlato dello scontro di Bologna tra polizia e attivisti e anche di quello di Treviso ieri sera a Focus. Sentiamo come l'ha letta questa fase il dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta. In quel periodo lì le conseguenze poi sono state ben più devastanti di queste immagini qua. Abbiamo avuto morti, abbiamo avuto piazze saltate in aria, abbiamo avuto tante altre cose. Io spero che non arriviamo a quell'estremo, perché le immagini, direttore, se invece che leggere un delinquente per terra, un poliziotto che fa il suo lavoro, le masse leggono nero per terra, bianco aggredisce, come blocchiamo lo scontro? Perché se leggiamo delinquente e leggiamo forze dell'ordine e Stato, troviamo un perimetro che è il perimetro della legalità. Ma in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, se quello è un uomo di colore, nero per terra, e chi lo reprime non è il poliziotto che è lo Stato che lo difende, ma è un uomo bianco, come blocchiamo le piazze? Cosa succederà? Chi impedisce di sparare una divisa? Perché è una divisa? Perché è una divisa? Assolutamente no. E in altri periodi storici l'abbiamo visto. Quindi ritorniamo all'inizio. Ci siamo chiesti per quale motivo Vannacci prende i voti. Cioè, voglio dire, guardiamo queste immagini qua. Ma non perché ci sia sinistra o destra, ma perché io che ho mia figlia di 14 anni, con cosa la porto? Come la porto in piazza? La difendo io? Cioè, cosa posso fare io? Col telefonino chiamo le forze dell'ordine? E se si innesca un meccanismo di autodifesa di ognuno di noi a casa propria? Che cosa faremo? Gli Stati Uniti insegnano. E quindi lo Stato, a mio avviso, oggi ha un ruolo fondamentale, chiunque lo rappresenti, che è tutelare il perimetro della sicurezza. Così ieri sera il professor Mirko Casteller. Andiamo avanti con una lettera minatoria all'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti. Una busta che contiene minacce e la foto di un uomo che impugna un'arma da fuoco. In calce la dicitura "potere al popolo". Moretti fa sapere di aver subito denunciato l'episodio alla Procura di Vicenza. Non sono una che si spaventa, ha detto, né che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce ricevute. Anche questa volta continuerò il mio lavoro con serietà e impegno. Ho sporto denuncia perché penso che gli autori di simili gesti vadano puniti come prevede la legge. Le donne che si espongono in politica come nel giornalismo e in altri ambiti sono spesso oggetto di manifestazioni di odio irripetibili che non vanno mai derubricate o minimizzate come semplici goliardate. Così Alessandra Moretti, europarlamentare vicentina del Partito Democratico. Ancora cronaca, anche nel Trevigiano un incidente in piscina, è quello accaduto una decina di giorni fa, ma reso pubblico in queste ore dai genitori anche alla luce dei ripetuti episodi di cronaca di questi giorni. Una bambina di 7 anni in un centro ricreativo è entrata in acqua rimanendo attaccata con la gamba destra alla pompa dell'impianto. L'episodio risale al 9 luglio, la bimba ha subito chiamato aiuto e gli operatori l'hanno soccorsa non senza difficoltà. I genitori l'hanno poi portata in pronto soccorso con un ematoma di 10 centimetri. La famiglia non ha voluto denunciare la piscina, scegliendo la strada dell'esposto così da portare l'attenzione sul problema affinché non accadano più episodi di questo genere che in buona parte sono stati episodi mortali. E terrore in autostrada lungo la A4, volante della strada degli agenti della Postrada distrutta, feriti 2 poliziotti, inseguimento da film a 200 all'ora tra Meolo e Noventa di Piave verso le 14:30 di ieri e caccia in tutto il nord Italia ai malviventi in fuga. La caccia alla banda di nomadi è ufficialmente estesa a livello interregionale, in particolare in tutto il nord Italia, dopo il folle inseguimento a 200 km/h in autostrada lungo la 4 tra i caselli di Meolo e Noventa di Piave, con un bilancio di 2 agenti della polizia stradale feriti, 10 giorni di prognosi e una volante completamente distrutta.
Nel mirino della porstrada di San Donà di Piave, infatti, una Volkswagen Passat scura, da tempo già segnalata per diversi furti ai distributori di benzina tra Veneto e Friuli e condotta sempre dalla banda di nomadi. Auto ritrovata abbandonata dalla polizia a Desenzano nel Bresciano dai nomadi dopo il violento inseguimento. Poco prima, verso le 14:30, i poliziotti intercettano il veicolo all'altezza del casello di Meolo. Da qui parte la corsa disperata dei nomadi. A Noventa di Piave, il primo blocco, la pattuglia si posiziona di traverso per sbarrare la strada. Proprio mentre la gente alla guida sta per scendere, i malviventi speronano la volante a tutta velocità, mettendo a rischio la vita dei poliziotti. L'inseguimento riprende feroce fino al drammatico epilogo. L'auto in fuga inchioda improvvisamente in mezzo alla corsia per provocare l'impatto. Per evitare il tamponamento devastante, il poliziotto sterza bruscamente, la volante finisce fuori strada, distruggendosi nel fossato laterale. Ad avere la peggio sono i 2 agenti della stradale. Uno ha riportato la lussazione della spalla, l'altro profonde ferite alla fronte, suturate con diversi punti in ospedale. I fuggitivi sono invece riusciti a dileguarsi salendo a bordo di una seconda auto pulita con i complici che li stavano attendendo nel Bresciano. Dopo il ritrovamento della Passat abbandonata, i rilevi scientifici della polizia sono concentrati sull'abitacolo della vettura, alla ricerca di impronte digitali, tracce biologiche o telefoni cellulari dimenticati durante la fuga a piedi prima di raggiungere i probabili complici. Al centro delle indagini anche le telecamere di videosorveglianza della zona del ritrovamento, passate al setaccio, e i varchi autostradali. Di Anna Maria Parisi. E invece nel quartiere di Ponte di Brenta a Padova una violentissima rissa, protagonisti alcuni automobilisti. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti ieri a Ponte di Brenta, vicino a Piazza Barbato, dove si è scatenata una rissa violenta tra automobilisti sotto gli occhi di tanti testimoni che hanno assistito impotenti. Ad avere la peggio un giovane nordafricano che è stato aggredito a colpi di catena da 2 persone che si sono dileguate. Secondo una prima ricostruzione, il ferito era a bordo della sua auto quando una vettura gli ha tagliato la strada ed è stato costretto ad inchiodare. Poi sono scesi 2 uomini ed è scoppiata la lite. Ad un certo punto è comparsa anche una catena. I passanti hanno allertato le forze dell'ordine e i violenti sono subito risaliti in auto e scappati. Fondamentale per risalire ai responsabili dell'aggressione saranno dunque le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nel frattempo il 20enne nordafricano ha sporto denuncia. Servizio di Valentina Visentin. E a Monselice un'altra rissa violenta in centro, dove è spuntato anche un macete da caccia ai responsabili. Una katana e cocci di bottiglia a fronteggiarsi 2 uomini che si sono rincorsi tra Piazza San Marco e il Bar Maleva a Monselice. Una scena di ordinaria follia, quella vissuta giovedì scorso verso le 23. 3 clienti del bar impauriti che sono scappati vedendo 2 uomini fronteggiarsi con coltelli e pezzi di vetro. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Prima la lite, le urla, poi sono spuntate le armi, un macete o una katana. I protagonisti sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che ora con le telecamere di videosorveglianza stanno cercando di identificarli. A Vicenza un blitz antidroga della polizia locale nel quartiere Parco Città, denunciati 2 pusher e sequestrati contanti e stupefacenti, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. L'intervento che è stato fatto nella zona di Parco Città nasce dai cittadini, dalle segnalazioni fatte alla mail nos.polizialocale@comune.vicenza.it. E proprio le segnalazioni precise e circostanziate dei residenti nella zona tra Viale Trieste e Via Ragazzi del 99 hanno permesso agli investigatori di trovare riscontri oggettivi sulle modalità dello spaccio di eroina e cocaina di qualità elevata e destinati ai consumatori italiani, un mercato ben diverso da quello a livello discount dell'area di Campomarzo. Alla fine, in un'abitazione sede dello spaccio, sono stati sequestrati contanti per circa 2.400 euro, oltre 30 grammi di droga tra dosi pronte e ovuli del valore di qualche migliaio di euro, denunciati 2 pusher di origine nigeriana regolari in Italia. A loro si erano rivolti per accaparrarsi la dose settimanale 2 italiani residenti nella zona di Schio, le cui mosse erano seguite attentamente dalla polizia.
Abbiamo dapprima fermato 2 acquirenti e poi abbiamo approfondito tutto il percorso dell'attività di questi 2 pusher tramite appostamenti e pedinamenti fino a quando siamo riusciti a trovare la loro base di appoggio. Abbiamo preparato la squadra, abbiamo fatto il briefing, siamo partiti mattina presto verso le 6 circa e siamo entrati. Praticamente abbiamo dato esito all'ordinanza del tribunale e durante la perquisizione è emerso che i nostri dubbi erano ragionevoli e abbiamo trovato la sostanza che cercavamo. Servizio di Daniele Garbina, adesso sentiamo Ivano Tolettini sul caso di 2 maestre di Schio accusate di maltrattamenti verso i piccoli a loro affidati, maestre che hanno chiesto di patteggiare, ma il giudice ha stabilito che 1 anno e 10 mesi di reclusione a testa sono pochi. Dunque il caso dell'asilo nido, Primi Passi di Schio, tornerà davanti alla magistratura. Colpo di scena al processo alle maestre sui maltrattamenti avvenuti all'asilo nido privato Primi Passi a Magrè di Schio. Il giudice non ha ritenuto congruo la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione ed ha rimesso gli atti alla procura. Davanti al tribunale c'erano le 2 imputate, Francesca Corrà di San Vito di Leguzzano e Giada De Ganello di Marano Vicentino, che avevano ottenuto il consenso del procuratore aggiunto Giorgio Falcone. Le accuse alle maestre, che erano state arrestate e hanno già scontato 7 mesi agli arresti domiciliari, sono di maltrattamenti in concorso. Secondo l'accusa, le 2 educatrici, alle quali erano affidati bambini di età compresa tra pochi mesi e 3 anni, hanno tenuto comportamenti violenti e umilianti nei confronti dei piccoli, lasciati incustoditi nei dormitori o nei corridori e in 2 occasioni uno di loro all'esterno dell'asilo e sul balcone senza giubbotto nonostante il freddo di febbraio. Inoltre, insulti e parole offensive rivolte ai piccoli, urla e intimidazioni durante la giornata, strattoni, spinte e percosse, fino a bloccarli a terra o a costringerli con la forza a rimanere immobili nei lettini, come hanno certificato le immagini dei carabinieri. Parti offese sono 40 bambini e i loro genitori, assistiti dagli avvocati Laura Piva, Paolo Spagnolo, Deborah Squarzon, Daniela Marchioro e Gianluca Alifuoco. Nell'istanza dei difensori Fausto Taras e Andrea Massalin viene evidenziato che le imputate sono incensurate, si sono presentate spontaneamente all'interrogatorio riconoscendo le proprie responsabilità e hanno manifestato sincero pentimento. Hanno inoltre inviato lettere di scuse e versato decine di migliaia di euro di risarcimenti, oltre ad aver ceduto gratuitamente la quota della società che gestiva la scuola dell'infanzia a Magrè con l'abbandono definitivo dell'attività educativa. Si tornerà perciò davanti al giudice in autunno, dopo che la pena sarà stata aumentata. Un'emorragia cerebrale provocata da un forte trauma alla testa, questo è l'esito dell'esame autoptico sul corpo di Dupinder Jet Singh, il 37enne di origini indiane morto al Cafoncello dopo 11 giorni di agonia. L'uomo era stato soccorso in un parco a Sant'Angelo, a Treviso. Agli operatori del SUEM 118 aveva detto di essere stato aggredito, versione che potrebbe essere avvalorata dalla testimonianza di un 50enne che si è presentato spontaneamente agli investigatori. Rimane per ora il giallo, l'autopsia infatti non ha sciolto tutti i dubbi, l'uomo potrebbe essere stato picchiato oppure potrebbe essere caduto sbattendo violentemente la testa. Per gli esiti definitivi serviranno 60 giorni. La Procura ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato. Andiamo in Friuli Venezia Giulia perché è iniziato davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Udine il processo per l'omicidio di Alessandro Venier. In aula presenti entrambe le imputate, Maylin Castro Monsalvo e Lorena Venier, madre della vittima. L'uomo era stato ucciso e poi fatto a pezzi.
Erano entrambe presenti in aula le imputate di omicidio volontario aggravato, vilipendio e occultamento di cadavere di Alessandro Venier. Melin Castro Monsalvo e Lorena Venier, scortate dalla polizia penitenziaria, hanno raggiunto l'aula A Falcone e Borsellino per comparire nella prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise presieduta da Enzo Truncellito, all'atere Giovanna Zingirian, più 6 giudici popolari. Melin è difesa da Federica Tosel e Francesco De Carlo, mentre Lorena si è affidata ad Alice e Paolo Bevilacqua. La prima udienza serviva ad ammettere i testi indicati nelle liste, già depositate dalle parti, e i documenti delle prove raccolte durante le indagini, coordinate dal pubblico ministero Giorgio Milillo. Trattandosi di un passaggio tecnico, non ci si attendeva grossi colpi di scena, tuttavia qualcosa è emerso. Tra le prove il PM ha prodotto qualche elemento nuovo, tra cui la trascrizione di una chat WhatsApp tra le due donne che si consultavano sulla bevanda che fu alterata con il sonnifero e fatta bere da Alessandro Venier. Prepariamo solo la limonata? Aveva scritto l'allora compagna della vittima alla suocera. Altri 2 elementi sono relativi alla registrazione della confessione che Melin fa al carabiniere giunto in via dei Lotti il 31 luglio, nella quale la donna afferma di aver ucciso il compagno insieme alla suocera. L'avvocato De Carlo si è opposto all'uso di questa registrazione perché ottenuta senza attività coercitiva o suggestiva, ma la Corte ha respinto l'eccezione. Infine l'avvocato di Melin, Federica Tosel, ha depositato un parere prove editate del professor Marco Stefanutti. Si tratta di una perizia psichiatrica sulla sua cliente che va ad aggiungersi a quella della procura sulla capacità di intendere e di volere, ma questa consulenza di parte è stata considerata inammissibile. Il Tribunale, tuttavia, nominerà un perito a cui affidare una seconda perizia sulle 2 imputate, come richiesto sia dalle difese che dalla parte civile. La prossima udienza è stata fissata al 30 settembre. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. Passiamo dalla cronaca giudiziaria ai problemi della sanità, caos, tensioni e proteste davanti alla casa di comunità di Romano Dezzelino. Sentiamo Vanessa Banzato. Signora, da che ora è qua lei? Io sono da meno un quarto alle 8, però c'è gente dalle 6 di stamattina, è quasi tutta cassola. Non hanno messo fuori nessun cartello. Prima uno si prende un biglietto, uno se ne prende 3, uno ne prende 4. Dopo danno dei fogli da compilare, ma che dovrebbero essere 3 sportelli, ce n'è uno solo. Non lo so. Mi dica lei cosa dobbiamo fare. Mattinata di passione per decine di persone che hanno aspettato il loro turno per ore davanti alla casa di comunità di Romano Dezzelino. Gente in coda dalle 6 del mattino, soprattutto residenti di Cassola che dovevano cambiare il medico di base, soprattutto anziani che hanno dovuto recarsi di persona a Romano a causa di un guasto al sistema informatico regionale che, se avesse funzionato, avrebbe evitato almeno in parte tutto questo disagio. Ringraziamo il Signore che non piove e che non sia il caldo afoso dei giorni scorsi, perché è una vergogna. Siete qua fuori e aspettate il vostro turno? Dalle 8:30. E anche in silenzio ci hanno detto di stare perché sennò disturbiamo. Siamo fuori e all'aperto. Non ci sono parole, non abbiamo parole. È una cosa indescrivibile. Adesso sono al numero 30, siamo alle 10, ci sono dei signori che hanno il numero 170, quindi vedremo, non sappiamo ancora che tempi avremo. Ecco, ci chiamano così, ti sentono così. Ma una situazione davvero diventa difficile soprattutto per i tanti anziani che ci sono. Eh sì, decisamente un po' di buonsenso avrebbe permesso di dire mettiamo fuori alcune sedie, alcune panchine, insomma le persone anziane star qui per ore in piedi non mi sembra una cosa degna della nostra società. Ho il 141, queste persone che hanno anche il 170. Io spero che entro stasera ci facciano. E le case di comunità sono state volute dal Presidente Stefani proprio per aumentare la presenza dei medici di base, dei medici di famiglia. È una situazione in fieri, cioè se le stanno rodando in questa fase, ma certo i disagi dei cittadini sono da comprendere, ed è intervenuto su questo il sindaco di Cassola, pronto a intervenire accanto all'ULSS per aiutare i residenti a risolvere il problema del cambio del medico di famiglia. Qui si tratta semplicemente di una situazione effettivamente prevedibile, in quanto il medico che aveva circa 1300 pazienti
entra in scuole di specializzazione e quindi non può avere più di 1000 pazienti. Quindi tutti i pazienti suoi devono essere disiscritti e devono reiscriversi fino a raggiungere la quota 1000 fondamentalmente. Essendo questo il primo giorno utile per poter fare la modifica che dicevo prima, la gente si è precipitata, soprattutto magari gente un po' più anziana, per fare questo cambio appunto di medico. Nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, avevo manifestato la più ampia disponibilità da parte nostra per dare una mano anche all'ULSS al fine di facilitare questo passaggio. Faremo probabilmente una comunicazione che aiuterà anche i cittadini a chiarire un po' meglio il percorso da seguire. E diciamo un occhio di riguardo sarà dedicato soprattutto a quelli più fragili. E dopo il caos di ieri mattina davanti alla casa di comunità di Romano sono arrivate le scuse dell'ULSS 7 Pedemontana, ma sono state date anche interessanti informazioni utili ai pazienti. L'ULSS per prima deve scusarsi perché noi facciamo un servizio, per cui ci dispiace, ci scusiamo per questo inconveniente. Cercheremo anche delle modalità non solo di organizzazione ma anche di diffusione dell'informazione per riuscire ad andare incontro meglio alle esigenze del cittadino. Sono arrivate subito le scuse dell'ULSS 7 per voce del direttore della funzione territoriale Emanuele Barbierato dopo il disagio davanti alla casa di comunità di Romano dei Zelino, dove decine di persone sono rimaste in attesa per ore per cambiare il medico di base. Barbierato ha spiegato come si siano attivati non appena appresa la problematica per cercare di risolvere la situazione. Questa mattina gli sportelli hanno aperto alle ore 8, a partire dalle 9 sono stati potenziati con altri 2 sportellisti fino ad arrivare al massimo possibile, quindi 3 sportellisti. Oggi è successo che gli sportelli di Romano hanno fatto il cambio medico per 540 assistiti, circa la metà del lavoro complessivo che dovrebbe avvenire in questa settimana. Facendo un rapido conto, ogni cambio medico è durato 2 minuti. E fornisce un'informazione importante che non tutti conoscono, relativa proprio al funzionamento delle case di comunità. Visto che gli sportelli sono disponibili in tutte le case della comunità, il cittadino può riferirsi non solo allo sportello di Romano ma anche a quello di Bassano ad esempio, quindi diluendo l'accesso diventa molto più facile anche ottenere il servizio. La crisi della idro a Feltre, andiamo in diretta da Fabio Fioravanti, dall'operatore Stefano Bozzi. A te Fabio. Grazie direttore, siamo a Feltre di fronte alla idro. Da qui non è facile capire la dimensione di questo stabilimento e saperne la storia. La idro è davvero una città nella città, alle porte del centro storico, ed è la storia dell'industria feltrina, ma direi in parte anche dell'industria della provincia di Belluno. Ci lavorano ancora, direi soltanto 83 dipendenti, per almeno una cinquantina di loro il posto di lavoro ormai è davvero a rischio. Sì, perché al di là delle dichiarazioni di principio che abbiamo sentito ieri al Mimit, l'advisor ci ha ripetuto le medesime cose di 2 mesi prima, e cioè che è stato individuato un possibile acquirente e che questo acquirente risponde a tutte le caratteristiche industriali di appartenenza che loro ricercavano, ma al di là di questo ormai è di dominio pubblico che l'interesse viene dal gruppo Metalba e che l'interesse di Metalba, che coincide crediamo con quello di Idro, è di acquisire solo una parte, segnatamente la fonderia di questo stabilimento, e la fonderia occupa al massimo 30 persone e quindi da 30 a 83 ci sono 50 lavoratori sui quali pende la spada di Damocle di un possibile licenziamento, e quindi per questo noi non siamo soddisfatti dell'incontro che è stato rinviato al prossimo 6 agosto e chiediamo che invece venga riproposto quello che noi abbiamo sempre chiesto, e che oggetto della cessione sia l'intero perimetro occupazionale e l'intero perimetro industriale dello stabilimento di Feltre. Secondo noi ci sono ancora le possibilità per soluzioni alternative, anche se ormai la trattativa crediamo sia in uno stato avanzato, e per questo chiediamo all'Italia
istituzioni, soprattutto a quelle della provincia di Belluno, proprio per le cose di cui parlava lei prima, per la storia che ha questo stabilimento, per la provincia di Belluno, per il comune di Feltre, che si attivino a tutti i livelli perché soluzioni diverse possono essere intraprese per garantire la piena occupazione nello stabilimento di Feltre. Però la sensazione è che Hydro non abbia più interesse a produrre a Feltre e ancor meno abbia interesse a vendere a un potenziale concorrente. Corretto, Hydro nel novembre scorso ha dichiarato con una lettera alle organizzazioni sindacali che lei intendeva chiudere. Ricordo a tutti che gli altri 5 stabilimenti che ha deciso di chiudere in Europa sono ancora chiusi, sono già chiusi. Quindi qui invece permane la possibilità di trovare una soluzione grazie alla mobilitazione dei lavoratori e lavoratrici che hanno presidiato i cancelli per giorni interi e si sono conquistati il tavolo ministeriale. Oggi però è esplicito la volontà di Hydro di non avere in casa un concorrente che estruda l'alluminio e quindi possa produrre sì le billette di alluminio ma che non le possa estrudere, perché loro ritengono che questo potrebbe essere un possibile concorrente, ma è chiaro che questo è l'interesse di Hydro, non è l'interesse delle organizzazioni sindacali e non dovrebbe nemmeno essere l'interesse delle istituzioni. Noi dobbiamo garantire gli aspetti occupazionali, il mantenimento della piena attività dello stabilimento ed è questo credo che sia il motivo per cui oggi siamo mobilitati insieme ai lavoratori che abbiamo appena incontrato in assemblea per trovare soluzioni diverse. Però onestamente comune, provincia, regione e lo stesso ministero, se Hydro decide di chiudere i cancelli poco possono fare. Certo, assolutamente, in Italia funziona così, quando qualcuno vuole chiudere una fabbrica la chiude. Qui a Feltre abbiamo la Marangoni qui vicino che è chiusa da 50 anni ed è rimasta chiusa, nessuno ha bonificato l'area, nient'altro, quindi è vero, e noi però ci opponiamo a questa logica, chiamiamo Hydro alle sue responsabilità e le istituzioni tutte a trovare soluzioni alternative. Ieri il governo ha dichiarato che la produzione di alluminio è strategica per il paese. Beh, allora in maniera provocatoria si potrebbe dire che potremmo nazionalizzare le imprese strategiche. Questo è molto difficile che avvenga, ma tutti devono fare il massimo possibile perché Hydro cambi idea e perché mantenga anche nell'accordo futuro che è possibile acquirente tutti gli aspetti occupazionali oggi esistenti a Feltre. Questa è una storia che vi stiamo raccontando da quando in maniera abbastanza inusuale Hydro annunciò la sua decisione di chiudere, ne abbiamo raccontato le tappe, continueremo a farlo finché questa storia avrà vita. Da Feltre è tutto, linea allo studio. Grazie molte Fabio Fioravanti e Stefano Mozzi da Feltre. Andiamo con i nostri registi in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, tutte le notizie dalle nostre province. Riprendiamo purtroppo dagli incidenti stradali, non c'è fine alle stragi sulle strade. Ieri 7 persone ferite, una grave è ritrasportata al Cafoncello a Treviso, è accaduto nel pomeriggio a Gagliarine. Vediamo i particolari. Le lamiere accartocciate sulla strada, l'auto, una Ford Focus distrutta, la portiera divelta in mezzo alla carreggiata, un autocarro dentro il fosso. Poteva essere una strage, il gravissimo frontale avvenuto in via Barsier a Gagliarine. La macchina ha sorpassato un bilico che era più lungo e ci è dato dentro. E voi eravate dietro? Noi eravamo dietro col Ducato. E avete visto? Abbiamo visto tutta la scena completa. A raccontarci quanto accaduto un giovane che si trovava a bordo di un Ducato che seguiva l'autocarro coinvolto nell'incidente. Tutto è accaduto nella strada che collega Fontanelle a Gagliarine. L'auto, secondo una prima ricostruzione, ha tentato il sorpasso di un tir, ma giunta a metà si è scontrata con l'autocarro che proveniva dal senso opposto. L'impatto devastante. Nella Ford c'erano 5 persone di nazionalità filippina, tutte rimaste ferite, così come hanno riportato lesioni anche gli occupanti dell'altro veicolo. La strada è stata chiusa per permettere agli uomini del 118 di soccorrere i feriti e mettere in sicurezza i mezzi. 2 pazienti sono stati portati a Treviso al Cafoncello, uno è lì trasportato in gravi condizioni, altri 3 sono stati ricoverati a Conegliano, 2 invece a Oderzo. Sul posto diverse ambulanze, le immagini parlano da sole. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare le persone rimaste incastrate nei veicoli e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.
servizio di Daniela Sizia. Ed è ancora in prognosi riservata Elena Miglioranza, la ciclista sedicenne di Concordia Sagittaria, caduta durante una gara alle pendici del Montello. Ai nostri microfoni parla il padre Andrea, che per il momento non intende sporgere denunce. Sentiamo l'intervista di Mirko Cavallin. Sappiamo che non le stiamo mandando a giocare a scacchi. Quando succede agli altri sembra un'altra cosa. Quando gli tocca da vicino le cose sono un po' diverse. Andrea Miglioranza è presidente della società ciclistica Sorgente Pradipozzo di Portogruaro, ma soprattutto è il papà di Elena, l'atleta sedicenne caduta e gravemente ferita durante la gara del campionato regionale esordienti allieve ai piedi del Montello nel Trevigiano. La ragazza è in prognosi riservata al Cafoncello. Sono appena uscito ho parlato con il medico, mi ha detto che risponde a tutti gli stimoli, quindi sono cautamente ottimisti che insomma si è risvegliata bene, adesso è sedata perché è ancora intubata, devono fare ancora un attacco per escludere danni a livello cervicale. L'impatto contro un tiglio di via Genio Zappatori a Bavaria di Nervesa è avvenuto verso il finale della gara, su un tratto in discesa che nella parte iniziale era stato percorso in salita. Ho visto il gruppo arrivare e sono tutte andate dritte e una è svoltata all'improvviso a destra, in velocità. E quindi ha visto la ragazza sbattere sull'albero? L'ho vista partire ma non sbattere, pensavo che fosse caduta sul cancello, ma che invece è caduta sul platano là. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il dosso, a una ventina di metri dal tiglio contro cui la ragazza ha sbattuto, era stato segnalato dagli organizzatori. Era preso in considerazione, ma non li abbiamo mai tolti noi quelli. In riunione tecnica, l'unica due parole che ho fatto con i direttori sportivi era quello di prestare attenzione proprio a quel discorso là. L'incidente riporta alla mente quello di Alice Toniolli, finita contro la spalletta di un ponte nel Vittoriese 2 anni fa. A dicembre si aprirà il processo. La famiglia Miglioranza per ora pensa ad altro. Non ci ho ancora pensato. Ieri sono arrivato, ho visto mia figlia lì sdraiata a terra e adesso sono concentrato su questo. Non lo so. Elena Miglioranza ha esordito nel ciclocross e sta già raccogliendo risultati importanti nelle gare su strada, come il secondo posto al campionato italiano una decina di giorni fa. Grande solidarietà è arrivata da tutto il mondo del ciclismo e dalle amministrazioni comunali di Arcade e Nervesa che hanno ospitato la corsa. Faccio fatica a rispondere a tutti i messaggi da parte di tutte le squadre che normalmente sono avversarie, ma in questo momento il ciclista ha dimostrato tantissimo affetto. Da parte mia e da parte dell'amministrazione comunale esprimiamo massima vicinanza alla famiglia e a questa ragazza e confidiamo, insomma tifiamo tutti per lei e speriamo che si riprenda al più presto e che risalga nella sua bici, insomma. E c'è apprensione ovviamente, ma anche molta fiducia da parte della società sportiva e da parte del comune di Portogruaro per il miglioramento delle condizioni della giovane ciclista. La ragazzina è una delle migliori della regione e il fatto che gli sia successo questo è una disgrazia. C'è apprensione ma fiducia nelle parole del dirigente dell'associazione dilettantistica Sorgente Pradipozzo per le condizioni di Elena Miglioranza, ciclista emergente che durante il 17° torneo Ernesto Pavan, valido per il titolo regionale per le categorie esordienti e allieve, ha perso il controllo della bicicletta su un dosso e ha sbattuto violentemente la testa contro un tiglio. La sedicenne si trova al momento ricoverata al Cafoncello di Treviso in prognosi riservata. Accanto a lei il padre Andrea, presidente della società sportiva. Ci siamo sentiti 3 volte ieri, altre 2 questa mattina e dopo, una volta che abbiamo quella visione lì, ci incontreremo di persona e ne parleremo insieme, perché per il momento non ci siamo mai neanche incrociati. Certo, quindi insomma comunque la società è accanto ad Elena, insomma. Certamente sì. Vicinanza alla ragazza, alla famiglia e alla squadra anche da parte del sindaco di Portogruaro, dove ha sede la società e dove Elena si allena. Portogruaro tutta insieme alla famiglia, nell'augurare pronta guarigione. Pare insomma non ci siano cose gravi, però sicuramente la città è vicino a lei. La famiglia originaria di San Giusto, frazione di Concordia Sagittaria, attiva sul territorio portogruarese non solo con la società sportiva
sportiva nell'organizzazione di circuiti e gare. La società Sorgente di Pradipozzo è una città molto attiva per i giovani, soprattutto sappiamo che lo sport è molto importante, e prossimamente so che sta organizzando, appunto mi pare a settembre, comunque un circuito tra Sumaga e Pradipozzo, è di un certo impegno, ma so che è molto partecipato e molto attivo. Servizio di Edi Kaliman, un lutto a Ca' Foscari, a Venezia, un malore ha stroncato la professoressa Maria Roberta Novielli, dirigeva lo Short Film Festival, aveva 62 anni, insegnava cinema, radio, televisione e media digitali, aveva all'attivo testi sul grande schermo giapponese. È morta per un malore improvviso della serata di lunedì 20 luglio nella sua casa in centro storico a Venezia, era molto conosciuta e molto apprezzata. Vediamo la politica locale, un appello all'unità dei sindaci per rilanciare il ruolo della provincia di Vicenza. 9 primi cittadini hanno sottoscritto un documento che guarda già alle elezioni provinciali. Prende quota l'ipotesi che il sindaco di Bassano, Nicola Finco, sia il punto di sintesi. Vediamo. La lunga marcia di Nicola Finco verso Palazzo Ognievo, alla guida della provincia di Vicenza. 9 sindaci dei maggiori comuni vicentini lanciano un appello per riportare la provincia a essere la vera casa dei comuni. È questo il messaggio contenuto nel documento firmato dai primi cittadini di Vicenza, Giacomo Possamai, Bassano, Schio, Cristina Marigo, Arzignano, Riccardo Masiero, Montecchio Maggiore, Silvio Parise, Tiene, Giampi Michelusi, Valdagno, Maurizio Zordan, Lonigo, Pierluigi Giacomello e Cassola, Gian Antonio Stangerlin. Il testo parte da una riflessione sulla riforma del Rio, che ha lasciato le province in una situazione di incertezza istituzionale, ma guarda soprattutto al futuro, proponendo un percorso condiviso in vista del rinnovo del Consiglio provinciale, previsto per novembre, e dell'elezione del nuovo presidente all'inizio del 27. L'idea è quella di superare le contrapposizioni tra i partiti, destra e sinistra, valorizzando il ruolo dei sindaci come amministratori chiamati a risolvere i problemi concreti del territorio, dalla viabilità all'edilizia scolastica, dalla difesa del suolo alla pianificazione territoriale. Il documento richiama esplicitamente l'esperienza delle liste unitarie, Casa dei Comuni Nord e Casa dei Comuni Sud, presentate alle elezioni provinciali del 2021, indicando quella stagione come un modello da riproporre. Sul piano politico il testo viene letto anche come il primo passo verso l'individuazione di una candidatura condivisa alla presidenza della provincia, e negli ambienti amministrativi, visto le riunioni in corso, il nome che con maggiore insistenza viene indicato come possibile punto di sintesi è quello del sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. E Fratelli d'Italia dice no a questo accordo trasversale tra i sindaci in vista delle provinciali. Silvio Giovine invoca il modello del centrodestra, mentre Elena Donazzan vede nell'iniziativa un ritorno alla vecchia contrapposizione tra partiti e amministratori. Sullo sfondo la strategia per confermare Andrea Nardina alla guida della provincia. Nessun patto tra sindaci e nessuna casa dei comuni al di sopra dei partiti. Fratelli d'Italia prende posizione e chiude la porta alla proposta lanciata da 9 amministratori vicentini, con in testa i sindaci di Vicenza Giacomo Possamai e quello di Bassano Nicola Finco, in vista delle prossime elezioni provinciali. Per il coordinatore provinciale Silvio Giovine la strada è una sola. Serve il modello di governo del centrodestra. Un invito agli alleati a evitare accordi trasversali e a costruire una proposta politica chiara, senza quelli che definisce inciuci in provincia. Sulla stessa linea l'eurodeputata Elena Donazzan, che interpreta l'appello dei sindaci come un ritorno alla contrapposizione tra amministratori e partiti. Finco guardi alle critiche di Bassano, replica piccata Donazzan, richiamando la necessità che ogni forza politica si assuma fino in fondo le proprie responsabilità.
Dietro il documento però c'è anche una precisa strategia. Dopo le modifiche normative che hanno reso nuovamente candidabile Andrea Nardin, oggi esponente di Fratelli d'Italia, il partito punta a confermare l'attuale presidente di Palazzo Nievo. Un accordo civico tra sindaci richiederebbe invece di mettere in discussione questa prospettiva. Per questo il documento è anche un messaggio agli alleati del centrodestra, in particolare a Forza Italia e Lega, affinché la scelta del candidato resti nelle mani della coalizione e non venga affidata a intese trasversali tra amministratori. La corsa alla provincia, insomma, è già iniziata. Servizio di Ivano Tolettini, andiamo in pubblicità e torniamo subito, state con noi. Il parco di Lambioi dovrebbe essere la spiaggia sul Piave dei bellunesi, ma continua a non essere fruibile. Cerchiamo di capire perché. È lunga e complessa la storia del parco di Lambioi. I 75.000 metri quadri lungo il Piave appartengono alla Regione Veneto. Il progetto per ricostruire quanto distrusse Baia è del Comune di Belluno. I finanziamenti arrivarono dallo Stato. Jacopo Massaro, allora sindaco, fu quello che diede il via alla progettazione del recupero. Trovammo per fortuna copiosi finanziamenti, dovremo fare tutta una serie di progettazioni e di affidamenti di lavori per recuperare l'area e renderla nuovamente parte della comunità bellunese, seppur con di fronte a delle innovazioni di carattere legislativo dovute a Vaia, cioè norme di sicurezza più elevate di prima. Terminata la stagione di Massaro sindaco e salito Oscar De Pellegrin a Palazzo Rosso, da assessore ai lavori pubblici il primo ad occuparsene fu Franco Roccon. Lì il progetto è molto vasto, riguarda l'opera di Lambioi, riguarda le opere di via Lambioi, riguarda le opere di via Tiziano Vecellio, cioè è un cantiere aperto, diciamo, su tutto. Ecco lì forse l'operazione che il Comune poteva fare, io sono via da quasi un anno, ma poteva fare uno spin-off delle aree di cantiere già finite sostanzialmente, no? Quello che rimane ancora in piedi è da fare, mi pare, l'area sosta camper e conseguentemente tutto il resto. E i ritardi conseguenti sono dettati da carenze progettuali iniziali. Il laghetto in fondo, che è un acquitrino, l'avevo già sognato in fase di costruzione, che era troppo alto rispetto all'effettiva portata dell'acqua del Piave. Mi è stato risposto che veniva deviato il Piave riportato dentro, in realtà non è così, cioè ci sono opere progettuali che vanno bene e opere progettuali che non vanno bene. Se il vice sindaco Gamba, attuale assessore ai lavori pubblici, ci aveva fatto l'ipotesi del prossimo agosto e l'ex assessore critica parte della progettazione, non la pensa così e non è così ottimista l'ex sindaco Massaro. Ciò che non ha funzionato sicuramente non è né la progettazione né l'esecuzione dei lavori, che evidentemente sono stati fatti per tempo. Il punto è questo, che quando si fanno le opere pubbliche poi dopo è necessario fare una serie di carteggi, collaudi e altre cose. Per fare questo tipo di operazioni ovviamente occorre anche un certo impegno da parte dell'amministrazione, perché altrimenti queste procedure si dilatano nel corso del tempo. Ma non è una scusante, perché comunque si poteva aprire il Parco Lambioi anche in assenza di collaudi. È una cosa che abbiamo fatto su tante opere pubbliche diverse. Chiaro che questo richiede impegno, tempo e anche un po' di capacità di sapere dove mettere le mani. Ecco. Posso immaginare che nei primi mesi della primavera del 2027 alla fine probabilmente si daranno da fare per aprirlo, cioè con 2 anni di ritardo. Novità nell'estate dei Colli Euganei, per la prima volta sarà infatti Monselice ad ospitare il celebre evento enoturistico Calici di Stelle. Il fascino della città della Rocca, l'enogastronomia del territorio e l'eccellenza di 26 cantine sono i 3 protagonisti dell'8ª edizione di Calici sotto le stelle, l'evento ideato dal Movimento Turismo del Vino e organizzato da Strada del Vino. Colli Euganei torna ad essere itinerante e cambia location. Quest'anno si svolgerà a Monselice dal 31 luglio al 2 agosto. Siamo sicuri che quest'anno sarà veramente un successo, perché si unirà l'aspetto culturale e storico di Monselice con l'aspetto enogastronomico, quindi la degustazione del vino, dei prodotti tipici dei colli che sono un'eccellenza. L'evento unisce anche cultura e spettacolo, quest'anno con la partecipazione del gruppo Astrofili di Padova per le osservazioni astronomiche, la visita al Museo San Paolo e la Torre Civica. Anche le modalità di degustazione hanno una novità.
L'ingresso è libero e avremo delle postazioni cassa dove il turista può acquistare un ticket che gli permette di avere la tasca e il bicchiere e 11 token da poi utilizzare sia ai banchi di degustazione del cibo che a quelli del vino. Questi token non consumati durante le 3 serate potranno essere conservati e una cosa molto bella che abbiamo fatto con le cantine, potranno essere poi utilizzati direttamente nelle cantine fino a dicembre. Un modo per proseguire l'esperienza enoculinaria anche visitando poi i luoghi di produzione e rilanciare così il concetto di destinazione. Attorno al pilastro dell'enogastronomia e quindi del buon vino e del buon cibo euganeo c'è l'opportunità per il turista di passaggio, anche quello che magari risiede nel comparto termale, di scoprire il territorio, scoprirlo dal punto di vista architettonico. Siamo a Monselice, una delle città murate più belle del Veneto, ma in realtà siamo anche a 2 passi da tutta la rete sentieristica e anche dall'anello ciclabile dei Colli Euganei. Quindi sicuramente un evento che dura un weekend, ma che ha l'opportunità anche di fungere da invito naturale a ritornare sulla nostra destinazione. Un evento tra i più longevi per la provincia di Padova e che fa scoprire produttori e luoghi. Ma il valore aggiunto è che questa proposta di Calici sotto le stelle non promuove solo il vino, ma promuove l'eccellenza città, ed è per questo motivo, in questo caso la città di Monselice, ed è per questo motivo che la provincia sente in modo forte la presentazione di questo evento. È stato presentato al Giffoni Film Festival il film tratto dal libro di Gino Cecchettin, Se domani non torno, la storia, la tragedia di Giulia Cecchettin. Vediamo una parte, alcune immagini del film nel servizio di Asca News pubblicato dal Corriere del Veneto. Reggio Emilia, la scuola comics, ti hanno presa? Il Festival di Giffoni ha accolto Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza di 22 anni uccisa dall'ex fidanzato, che insieme alla regista Paola Randi ha presentato Se domani non torno, il film che ripercorre l'intera vicenda e che sarà nei cinema il 5 novembre. Nel cast ci sono Filippo Timi, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione, Linda Caridi. Il film, ispirato al libro Cara Giulia, scritto dal padre della ragazza, racconta una famiglia committante in una provincia del nord-est, un padre con 3 figli che trova la forza di trasformare un dolore inimmaginabile in un grido collettivo di impegno per il cambiamento. Gino Cecchettin ha spiegato perché secondo lui è importante continuare a raccontare la storia di Giulia. Continuare una questione di responsabilità civile, perché sappiamo quanto un dolore come quello che abbiamo vissuto noi, se non raccontato, si possa ripetere, e la speranza è che qualcuna possa rivedere nella storia di Giulia qualche segnale per potersi mettere in salvo. E poi c'è anche una questione che vorrei, che è un po' più personale, che Giulia non era solo la tragedia che le è capitato. Giulia è anche una storia di 22 anni di una ragazza che ha autodeterminato una vita, che ha scelto e poi ha pagato cara la sua scelta, però è una ragazza libera, quindi vogliamo anche raccontare la storia di una ragazza libera. E per Giulia non fate un minuto di silenzio. Per Giulia fate rumore. Le immagini di Se domani non torno, film tratto dal libro di Gino Cecchettin, Cara Giulia, il servizio di Asca News pubblicato dal Corriere del Veneto, diretto da Alessandro Russello. Il film Se domani non torno è stato sostenuto dalla Veneto Film Commission. Vediamo il Palio delle Zattere. Il Palio delle Zattere è giunto alla 40ª edizione a Valstagna. Ancora
Ancora una volta è stata la Contrada Torre ad aggiudicarsi il 40° palio delle zattere di Valstagna, l'attesa manifestazione dell'estate valligiana tra sport e tradizione. 8 equipaggi in gara e tanta voglia di mettersi in gioco sul fiume Brenta. Una giornata di festa, ma anche di rievocazione di un passato che tanto ha toccato la Val Brenta, dagli zattieri che trasportavano il legname a Venezia all'alluvione del 66. Il fiume è minaccia, è pericolo, è risorsa, è vita, è ricchezza. Insomma, il fiume per noi è molto importante e quindi occasioni come queste danno la possibilità di evidenziarne tutte le sfaccettature. Lo spirito di sacrificio perché ti porta via tanto tempo, però diciamo che la voglia di portare avanti questa tradizione unisce un po' tutte quante le contrade. È bello stare insieme, è divertente, è competitivo, quindi... Quando si inizia la gara ognuno per sé, però dopo la festa è bella da fare insieme, dai. Raggruppa molta gente che viene qui a vedere l'evento e è sempre bello, insomma. Il risultato devo dire che oggi è sorprendente, nel senso che non ci aspettavamo tanta gente come oggi, ogni anno sempre di più, quindi vuol dire che il nostro lavoro lo facciamo bene. Una festa che è iniziata con la sempre suggestiva sfilata delle contrade e dei migranti. E vivo il ricordo di chi nel 1986 partecipò al primo palio delle zattere di Valstagna e ancora oggi ha un legame fortissimo con il fiume. Abbiamo partecipato con Oliero, aveva 2 equipaggi allora e abbiamo vinto il primo palio. Da allora è cresciuto ad oggi, è una vera grande manifestazione a livello nazionale. Servizio di Vanessa Banzato, ieri grandi ascolti a Focus, vi aspettiamo anche stasera con gli ospiti Giuseppe Montuori, Deborah Onisto, Leonardo Padrin, Enzo Siviero, Antonella Tocchetto e Cristian Zara. Grazie, è tutto per oggi, grazie ai nostri registi Edoardo Paris, Francesca Pezzo e Cristian Cardin. Ci vediamo stasera alle 21:20 con Focus, arrivederci.